amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate. Come vi ho accennato nel mio precedente video, oggi vi avrei mostrato dei cappellini per la stagione invernale. Ne ho realizzati in diverse forme, diversi colori e adesso ve li vado mostrando nel dettaglio. Iniziamo con questi che ho realizzato, questi berretti in maglia. Sono una maglia di lana, come potete vedere, maglia di lana, rifiniti nella balza, nel risvolto, rifiniti con questo filato molto elegante, molto particolare, arricchito da un lurex oro e da delle paillette. E come tocco finale questa applicazione di questo fiorellino con questo cristallo. Come dettaglio finale ho creato questa rete, in questo caso rifinita, riprende nuovamente il verde del dettaglio del risvolto. Un cappellino semplice, ma questa velettina la rende particolarmente elegante. Veletta che si può sollevare, si può utilizzare e mettere come si vuole, non necessariamente sul viso, ma la si può mettere semplicemente anche come semplice dettaglio. Vedete, si può rivoltare e tenerla come semplice dettaglio per rendere originale il cappellino. Dello stesso genere l'ho realizzato con questo altro colore di filato. Quello era in verde, questo invece è in viola, sempre con l'applicazione di questo fiorellino con cristalli, sempre con questa sua velettina. Guardate che simpatica velettina, che ripeto si può utilizzare così davanti al viso, come si può sollevare e rivoltarla semplicemente come dettaglio. Quindi per non averla sul viso la si può sollevare e utilizzarla come semplice dettaglio per rendere particolare il cappellino. Sempre versione cappellino, vi faccio vedere questo modello. Questo è realizzato in ciniglia, mi spiace che il colore, la telecamera non riprende bene il colore, ecco, ciniglia nera un po' elasticizzata con questa passamaneria sopra la balza, che è corredata con la sua borsettina, una simpaticissima cloche di questo stesso genere e modello, un po' più morbida, con questo filato multicolore, questa fettuccia multicolore dove al suo interno contiene decine di colori diversi, quindi utilizzabile in abbinamento con tanti colori, sempre con la fascia sopra la balza, anche in questo caso coordinata con la sua borsettina, una tracolla sempre realizzata col suo stesso filato. Molto allegra, simpatica, giovanile. Sempre questo genere morbido, però in questo caso stiamo parlando più una forma a turbante. Vedete, c'è questo intreccio di maglia qui sulla fronte. Io ho applicato questo per dare un'idea di eventualmente utilizzare una bella spilla da applicare sul turbante per ravvivarlo, anche una bella spilla colorata, sempre su questo genere così a turbante. Ecco qua, questa è una maglia un po' più morbida, una maglia
a costine, un po' più morbida, ve la faccio vedere indossata. Ecco qui, così rende maggiormente l'idea. Per continuare sempre nella versione turbante, ecco un altro modello, questa volta realizzato in maglia di lana bordeaux. In questo caso ho applicato questa spilla tanto per dare un po' di colore, ma può essere anche indossata tranquillamente senza, perché questo intreccio già ha una sua particolare eleganza. Dello stesso, continuando lo stesso genere, sempre turbante, abbiamo anche questa versione in grigio antracite, un intreccio che questa volta trova applicate delle perline per dare un pochettino di luminosità, una simpatica alternativa al classico cappellino in maglia, molto avvolgente, molto caldo e anche si può rendere molto raffinato. Adesso cambiamo modello, vi faccio vedere altre forme di cappellini. In questo caso abbiamo una cloche molto morbida, interamente realizzata in filato lurex oro, con una passamaneria e una fascia in velluto nero, quindi elegantissima, da poter indossare tranquillamente in una serata festiva. L'abbiamo anche nella versione semplice, senza la passamaneria, per chi la preferisce unico colore. In questo caso stiamo parlando di due cappellini molto eleganti, quindi adatti per le serate festive. Poi ve li farò rivedere quando farò il video sull'abbigliamento di Natale. In questo caso abbiamo un cappellino morbido, riprende sempre la forma del turbante ma è più a cappellino. Adesso siamo in versione basco. Questo è un basco molto giovanile, molto caldo, prettamente invernale, proprio da grande freddo. Idem, sempre molto caldo, molto invernale. Questo simpatico basco in lana morbidissima con questo pelo soffice. Questo ve l'avevo fatto già vedere quando vi ho mostrato le borse, questo basco. Questo invece è molto leggero, quindi da mettere, da indossare adesso. Corredato con il suo scaldacollo. Anche questo basco ve l'avevo mostrato nel precedente video quando vi ho fatto vedere le bluse. Lo riprendo adesso per farvelo vedere bene nel particolare. Tutta la calotta lavorata traforata, rifinito con il filato lana seta Crizia. E adesso concludo con questi due ultimi modelli. Vi faccio vedere questo basco in una morbidissima lana morbida e calda, con applicazione di perline,
questa rifinitura in filato bianco e lurex, ripreso anche qui sul bordino, anche lurex qui nella fascia, con applicazione di questo fiorellino sempre in lana bianca e lurex, perché riprende lo stesso disegno, lo stesso lavoro del scialle e giacca con il quale è coordinato. In ultimo vi faccio vedere questo semplice cappellino, ma nella sua semplicità elegante, in maglia di lana, rifinito con questo bordino in laminato oro e queste perline che vengono riprese anche qui in cima. Vedete, questo è tutto traforato. Cappellino che riprende anche in questo caso le rifiniture di questo gilet smanicato con il quale è abbinato. Vedete, riprende la bordura del gilet e della spilla applicata al gilet, quindi coordinato con questa blusa. Cari amiche, spero vi sia piaciuto al solito qualche articolo, spero vi sia piaciuto tutto e ci rivediamo nuovamente al prossimo video nel quale vi mostrerò delle sciarpe e delle bellissime sole che ho realizzato. Cari amiche, vi ringrazio sempre e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.